Nannini Gianna, e vorresti fare la cantautrice? Sì, certo. E che cos'è per te la felicità? Una stanza da qualche parte con un pianoforte. E cos'è che ti fa paura? La pazzia. Con Letizia Toni al corner. Letizia, benvenuta, come stai intanto? Grazie, bene. Un bel periodo. Bene, un bel periodo, sono in fibrillazione, un bel periodo però. Beh, ce lo vuoi dire perché sei in fibrillazione? Allora, diccelo tu. Sto in fibrillazione per l'uscita di questo film, nuovo film, che si intitola Sei nell'anima, ispirato alla vita di Gianna Nannini, che sarà disponibile dal 2 maggio su Netflix. Benissimo, promossa, questa è una presentazione più che ottima. Volevo chiederti subito cosa hai pensato quando hai ottenuto la parte. Hai sentito una qualche forma di pressione nell'interpretare comunque quello che possiamo considerare un mito? Sì, soprattutto per il carico, insomma, per l'importanza, la responsabilità che avevo di rendere al meglio questo personaggio così enorme. E quindi sì, diciamo che il percorso sul personaggio, cioè il mio percorso per arrivare poi ad essere scelta è stato abbastanza lungo, nel senso che io ho fatto tre provini a distanza di molto tempo l'uno dall'altro. In questo modo io ho avuto modo di studiare, cioè di prepararmi molto bene, quindi quando sono arrivata all'ultimo provino il personaggio l'avevo talmente dentro di me, talmente, insomma, tante difficoltà, il grosso del lavoro già l'avevo fatto, diciamo. Però è chiaro, quando poi ho ricevuto la notizia che ero stata scelta, allora mi ricordo che stavo facendo il provino per uno spot pubblicitario degli assorbenti. E ero lì con la macchina, mi stava riprendendo, a un certo punto suona il telefono e ho dovuto interrompere la ripresa, chiaramente. Era Cinzia Torrini, la regista, che mi dice: ma sei seduta? Perché ti volevo dire una cosa. Ho detto: oddio Cinzia, mi devi dire. E quindi, perché l'ho sentita molto allegra, quindi ho pensato subito a una cosa positiva, e infatti poi mi ha comunicato della scelta, e lì blackout generale. Belle notizie danno sempre una forma di blackout. Sì. No? E voi quando vi siete incontrate per la prima volta, com'è stato poi incontrarla? Con Gianna? Sì. Ci siamo incontrate all'incirca dopo 3 mesi che mi avevano comunicato la scelta, e quindi che avevo anche già il copione. E quando ci siamo conosciute è stato stranissimo, perché ci osservavamo a vicenda cioè io cercavo di fare meno movimenti possibile, perché sennò sembrava che lo facessi apposta, no? Da essere simili. Ma la cosa impressionante è che eravamo veramente tanto simili nei movimenti, nell'atteggiamento, nel modo di parlare, nonostante, insomma, io cercassi un attimo di frenare questa cosa, perché... E lei se n'è accorta, infatti anche lei subito era stranita in positivo, e è stato bellissimo comunque, anche perché il giorno stesso abbiamo iniziato il lavoro sul canto, cioè lei mi ha sentita cantare di persona, e stare a contatto con lei è stato, ha aggiunto, non lo so, una marea di cose in più, è stato fondamentale, e mi ha seguito nel canto, abbiamo registrato le canzoni a Berlino da un suo tecnico del suono. Insomma, lei ha dato un contributo importantissimo alla mia preparazione, quindi è stata una roba pazzesca. Ma mi hai già risposto alla prossima domanda, perché volevo chiederti come hai lavorato per poi ricrearla nel film, anche al di là di questo rapporto però che hai avuto con lei. Io ho iniziato, allora, appunto, come dicevo, il grosso del lavoro l'ho fatto tra il secondo e il terzo provino, che ha avuto un'estate intera. E in quell'estate praticamente io volevo prendere questo personaggio non volevo fare un'imitazione, perché l'intento non era quello di scimmiottare o di fare una caricatura, perché era molto rischioso, mi rendevo conto, perché è un personaggio così particolare. È chiaro che io all'inizio dovevo esagerarlo per arrivare a una certa temperatura e poi togliere, quindi mi rendevo conto che se andava nella caricatura, cioè non si stava attenti, si andava un po' fuori, no? Quindi ho fatto tutto un lavoro da dentro, quindi da tutte quelle che erano le motivazioni del personaggio di Gianna, per arrivare ad essere quello che è, e quindi l'atteggiamento, la postura, il movimento. E io ho passato un'estate a Siena, per esempio, per rivivere tutta la sua adolescenza, che poi mi sono resa conto
era la mia adolescenza, perché abbiamo tantissime cose in comune, proprio tante, è impressionante questa cosa. Senti, ci sarà stata qualche difficoltà? Quali sono state le difficoltà maggiori? Se ci sono state, magari in realtà no. Nell'interpretare questo ruolo comunque. Sì, ma all'inizio appunto c'era quest'ansia, no? Questa La pressione, premura, sì. di dover fare lei, però poi in realtà man mano che andavo avanti con lo studio e la preparazione, a contatto anche con lei, cioè è come se non che mi facilitasse il lavoro, però lei mi metteva molto a mio agio, quindi io osavo sempre di più. È chiaro, avevo delle difficoltà perché comunque alcune cose era la prima volta che le facevo, è la prima volta che faccio la protagonista unica in un film a livello nazionale, quindi è chiaro che... Però è stato un lavoro, ho avuto tanto tempo anche, quindi quelle che erano le difficoltà le prendevo proprio di punta, magari nel discorso vocale. Io non sono una cantante, mi sono preparata proprio appositamente per questo, anche pianoforte, insomma. Quello immagino sarà stato. Sì. Queste erano delle difficoltà che però man mano che andavo avanti, era fattibile alla fine, no? Mi ci impuntavo proprio in modo maniacale e insomma le portavo in fondo. La portavi a casa. Sì, le portavo a casa. Da Gianna a Letizia, volevo chiederti, tu invece oggi che spettatrice sei? Guardi tanto serie TV? Preferisci sempre l'atmosfera della sala? Io preferisco totalmente l'atmosfera della sala e i film. Le serie le guardo perché sono un'attrice, quindi è giusto guardarle, ma le seguo con più difficoltà rispetto ai film, che è tutto un altro, c'è una sintesi diversa, un linguaggio diverso, motivo per il quale insomma ho scelto di fare anche questo nella vita, nel senso io sono innamorata del cinema, però del film, ecco, e quindi sì. Di che cinema sei innamorata? Perché volevo chiederti anche qual è il film del cuore o i film del cuore, uno magari è troppo poco. No, ce ne sono. Io amo il cinema americano, quindi tutto ciò dove c'è verità, che quella magia che loro riescono a ricreare grazie anche ai mezzi, al loro stile, insomma, il cinema francese. Ma di film, non è che ne ho uno in particolare, infatti ci penso sempre a questa cosa. Però sono no? I primi che arrivano, dico sempre, i primi che arrivano alla mente, poi quelli che vanno avanti, no? Allora, Mr. Grape di Leonardo DiCaprio, uno dei film, insomma, dei primi film che ha fatto quando era molto piccolo, quello è uno dei miei preferiti. Poi Monster con Charlize Theron, dove lei ha fatto una trasformazione pazzesca, tantissimi in realtà di Leonardo DiCaprio, cioè io adoro Leonardo DiCaprio in realtà, quindi sì, insomma tanti, non saprei dire quali. È difficile, Difficilissimo. Sembra semplice. Sono una domanda semplice che uno magari se la prepara anche. Poi siccome non vuoi deludere te stesso, perché dici voglio dare la risposta per cui sono convinto, però non ci arrivi, perché non tanti film. Taxi Driver, lo so, ma c'è un miliardo. Sì, non vuoi mettere capito? nessuno al secondo posto, diciamo. Invece, appunto, come dicevo prima, i tuoi riferimenti attoriali, quelli a cui torni spesso, se ci sono, quelli da cui magari anche studi, anche per questa parte magari, non so. Sì, diciamo per questa parte mi sono ispirata, chiaramente mi sono studiata i biopic che sono stati fatti, specialmente quello su dei Doors, che è stato uno dei biopic che mi ha ispirato di più, perché lì il lavoro dell'attore è stato veramente maniacale, totalizzante, e io volevo... Vabbè, non so, magari lo faccio dire agli altri, però io cercavo di andare in quella direzione lì e quindi di fare un lavoro del genere, e non ho voluto per questo lasciare indietro niente. Volevo essere uguale a lui, quindi uguale all'attore del film di Doors, quindi volevo fare un lavoro del genere, e quindi vediamo. Prima della chiusura volevo chiederti invece, è un giochetto che facciamo noi spesso, domani ti chiama un regista, anzi domani stai ascoltando una canzone di Gianna Nannini sul divano, ti chiama un regista per il suo prossimo film, chi vorresti che fosse? Tu hai detto che ti piace il cinema americano, però la risposta può essere... In Italia, vabbè, ce ne sono tanto bravi. Infatti. È chiaro, ce l'abbiamo anche noi. Il regista chi vorresti che fosse?
Poi viene pubblicata sta cosa. Noi però lo chiediamo sempre, quindi non rispondono. So che è una domanda un po', però. Ma non c'è nulla di male comunque. Garrone, io adoro lo stile di Garrone. Mi fa sognare perché è una regia dove c'è un'umanità pazzesca anche nell'ultimo suo film, insomma, lui riesce a tirar fuori un'umanità vera dai personaggi senza autocompiacimento né da parte della regia né da parte degli attori, e quindi entri nella storia, entri proprio nel dramma, nel vivo, e io sogno attraverso quel cinema lì. È lo stesso motivo per il quale amo il cinema americano, cioè l'associo un po' a quello. Molto bene. Senti, in chiusura, Letizia, volevo chiederti, per chiudere il cerchio un po', quindi alla fine tu usi mai la musica per recitare, cioè prima di entrare su un set per il tuo lavoro? Sì, è capitato, io ascolto tantissima musica, sì, è capitato, sì, a volte sul set, più che altro per portarmi un attimo fuori chiaramente quando uno magari prima di entrare sul set, durante la preparazione, il trucco, parrucca eccetera, è chiaro. A volte sì, ma proprio per estraniarmi, per concentrarmi. Però no, in realtà no, perché poi mi deconcentra anche la musica, quindi no. Cioè, l'ascolto però... Senza farci caso, senza studiare la cosa. No, in realtà quando poi mi devo concentrare per il set, non devo stare in silenzio. Preferisco il silenzio, ripassarmi le cose, le robe mentalmente, insomma. Letizia, noi adesso avvertiremo Garrone, così il prossimo. Grazie Letizia, Daniel Corner, grazie Letizia. Grazie.